Il picco del caldo africano è in arrivo proprio in concomitanza con il solstizio d'estate, con temperature che potranno toccare i 33-34 gradi sulla costa e i 37 fra Isontino e Friuli. Una progressione caliente che da domani a lunedì proporrà un'afa sempre più pesante da sopportare per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. È confermato appunto l'arrivo di questa ondata di caldo a causa di un marcato anticiclone di origine africana che si posizionerà sull'Europa centro-meridionale, interessando anche appunto il Friuli Venezia Giulia. Avremo infatti la concomitanza sia dell'afflusso di aria particolarmente calda per il periodo dovuto all'anticiclone, sia ricordiamo che siamo proprio vicini al 21 giugno, ovvero il periodo del solstizio d'estate, in cui quindi sono massimizzate le ore di luce, quindi le ore in cui c'è radiazione dal sole, e invece le notti sono piuttosto corte. Questa concomitanza determina quindi temperature piuttosto alte sulla regione, che diventeranno appunto, tenderanno progressivamente ad aumentare nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il nostro indice di disagio appunto bioclimatico e biofisico, avremo quindi diciamo un indice di colore giallo nei prossimi giorni, diventerà già arancione sabato e domenica, e lunedì potremo addirittura essere al rosso, se non addirittura già da domenica. Questo significa temperature massime, come dicevo, in progressivo aumento. Potremo arrivare quindi domenica anche in alcune zone a toccare localmente i 37 gradi. Per quanto riguarda la costa, avremo notti piuttosto calde, domenica e poi lunedì le temperature durante la notte sulla costa tenderanno a non scendere, determinando quindi una sensazione di disagio dovuta al caldo